Il Covid-19 è ancora il super protagonista assoluto in negativo nel mondo del calcio. Sono infatti ben tre le gare, e tutte di eccellenza del Girone A, che causa Covid non verranno disputate e rinviate a data da destinarsi. Lo ha deciso la Lega Sicilia, anticipando telefonicamente le proprie decisioni alle società interessate. Gli uffici palermitani della Lega sono infatti chiusi per sanificare i locali. Salta così l'anticipo della gara in programma allo Stadio Universitario di Palermo tra i locali del CUS Palermo e gli ospiti dell'Acregas. Inoltre la gara Castellammare-Parmonval, quest'ultimo era stato avversario della squadra cussina, è stata rinviata anche questa a data da destinarsi, come anche il match del Gurrera tra Sciacca e Nissa. I giocatori nisseni hanno sospeso gli allenamenti e sono entrati in quarantena. Si giocheranno regolarmente Marsala Casteltermini, Pro Favara Misilmeri, San Gataldese e Marineo, Canicatti Mazzara e Monreale Folgore. Nel campionato di promozione Girone A, impegno casalinga del capolista Camarat che ospita il Castelbuono. Riposa invece il Raffadali. Scendendo di categoria, in prima Girone G, grande derby agrigentino tra l'Empedoclina e il capolista Atletico Favara. Il Gemini ospite del Gorgonia, mentre si anticipa questo sabato Villarosa e Ravanusa. In seconda categoria si gioca la seconda giornata e che vede impegnati alcuni agrigentine. Virtus Favara sul campo della Nuova Caterinese, Muxar in casa con la Mazzarinese. Rinviata a sabato 7 novembre la sfida tra Atletico Licata e Villalba, mentre domenica 8 novembre si disputeranno Alessandria della Rocca Alimena e Marianopoli Campobello di Licata.